Eccoci qui, anche quest'oggi Vertigo in diretta streaming, quindi mi raccomando www.gruppotv7.com/Vertigo e non perdetevi, mi raccomando, la nostra replica alle 23:30 sul canale TV7 Triveneta Network, quindi canale numero 12. Sappiate che se non ci prendete il segnale tranquillamente lo potete trovare nel nostro sito www.gruppotv7.com, quindi la diretta streaming, stavo dicendo, orari e tutti per quanto concerne il nostro palinsesto. Sono un po' agitato perché vedo due personaggi un po' strani, io ne avevo invitati altri ma non so bene cosa stiano combinando. Allora io ricordo a tutti voi naturalmente che se questa trasmissione vi piace dovete sicuramente andare nella nostra pagina social, quindi TV7 Vertigo in Facebook, e lasciarci un bel like, iscrivetevi mi raccomando nel nostro canale Gruppo TV7, ci trovate in YouTube facilmente. Bene, bando alle ciance, iniziamo veramente a divertirci con chi? Con loro, i nostri ospiti. Il canale è Vieni, ridi, condividi. Vediamo un pochino chi ci raggiunge questa sera in diretta streaming. Ma ragazzi, ecco qua che vi riconosco, ciao. E allora saluto subito Matteo Rossi e Stefano Cipullo. Ciao ragazzi. Ciao Emi. Ciao, grazie di aver accettato il nostro invito, quindi questa che è una trasmissione diversa dal solito. Ve ne state già andando, fantastico. Bene ragazzi, vi avviso che sarà così, e sarà così per tutta la nostra ora. Ricordo sempre i nostri inviati imperdibili e in chiusura le ragazze di Rosso Limone che ci regaleranno insomma qualcosa di molto particolare. Vediamo se riusciamo a mettere anche in imbarazzo i nostri ospiti. Bene ragazzi, in collegamento da dove? Da Versailles? Da New York, da dove? Da Roma, da Roma, la capitale, la capitale. La capitale. Emi, ma è normale che poi non ti vedo più su Skype? È normale, è normale perché sono, insomma, non sono sta gran bellezza, quindi insomma non ti perdi niente, non ti preoccupare. Guarda, giusto tanto per far vedere che abbiamo dei grandi professionisti per quanto concerne le grafiche, non solo, ho messo anche il mio sottopancia, quindi il mio nome e cognome. Sappiate che anch'io ho la mia pagina Facebook, se vi sono un po' simpa venitemi a trovare. Bene, vedo che continuano le maschere e i personaggi. Questo sarebbe sì un grande scoop, avere sia Jason di venerdì 13 e anche Anonymous. Vabbè, basta le maschere. Ma quante maschere hai lì? Una decina, Emi. Una decina? Ne ho comprate, anzi ancora ne devo comprare altre. Ma queste maschere fanno parte insomma di ciò che utilizzate per i vostri fantastici video? Dei costumi di scena. E anche per uscire la sera magari se mi annoio. Va bene ragazzi, partiamo subito quindi con il conoscervi. Sapete che noi andiamo sempre a stanare gli emergenti e le web star per quanto concerne i vari canali italiani, quindi abbiamo trovato un canale che è molto divertente. Voi siete famosi per le vostre parodie, le varie insomma pubblicità rivisitate. Come nasce l'idea? E dopodiché ci vediamo un video. Come nasce l'idea? L'idea nasce È una battuta. perché non c'abbiamo niente da fare, sostanzialmente. Numero due, sì dai, nascono battute così, e magari soprattutto perché guarda, molti video, alcuni li ha pensati Stefano, alcuni io, quindi diciamo un 50 e 50, perché io personalmente vedo la pubblicità e penso sempre che può finire in una maniera diversa, una maniera che non è quella che propone la TV, ma è quella magari che penso io che sia, non so, uno Zalando, possiamo dirlo quello, uno Zalando, e poi diventa invece un Vibrando, diventa un tutt'altro, un Ecco, non mi anticipare troppo, perché tu sai che ho fatto una cernita dei vostri video. Sappiate, anticipo un pochino che purtroppo non ho potuto mettere i migliori video, quello che insomma avrei voluto, perché insomma sapete che siamo in replica televisiva, anche se è quasi notte ormai quando ci vedono, però insomma c'è sempre qualcosa che non si può mettere. Ma andate a visitare il loro bellissimo canale, quindi lo ripeto, Vieni, ridi e condividi. Soprattutto anche su Facebook, Emi, siamo anche lì, infatti lì siamo un po' di meno, siamo un po' di più su YouTube, su Facebook siamo un po' meno, insomma cliccate lì sulla F bianca col contorno blu. Ma voi dite che magari Facebook sta un po', non lo so, sta perdendo un po' piede, cioè ha stufato?
Perché Facebook. effettivamente mi accorgo che sta prendendo sempre più piede YouTube o magari Twitter, che si sa, è un qualcosa che ultimamente sta È un quadrupede. piacendo a tutti, tranne a Enrico Mentana, che l'ha infatti abbandonato. E sto Facebook, boh, non lo so, da quando si è sposato Zuckerberg, ma... Si è sposato? Eh sì, si è sposato, con una sgnoccolona, una sgnoccolona. No. Ah, che bello, mi sapere i tuoi termini di ragazze e fanno dallo sgnoccolone alla sventolona. Mezzi di altri non ne ha altri termini. No, non lo sapevo, una cinese. Andando, va bene in streaming, ma andando poi in TV non è che posso lanciarmi troppo. E poi sai, devo fare anche un pochino il ruffiano, perché so che chi ha visto insomma le foto della moglie di Zuckerberg, insomma, proprio sgnoccolona. Ma boh, cambiamo discorso. No. Come è fatta? La devo vedere, non l'ho vista. È una bellissima Stefano ragazza, dice e che è io cinese. devo fare il ruffiano, perché sennò mi chiude sicuramente la pagina. Va bene, poi i gusti sono sempre soggettivi. Emiliano Schinaglia chiude Facebook per colpa di Zuckerberg. C'è una cosa che rimarrà sempre intoccabile, cioè il fatto di cercare di imitare i vari accenti degli altri. Sono pochi in Italia che ci riescono. Infatti io non ci riesco, vorrei imparare, mi piacerebbe tanto. Milanese non è che ti riesca benissimo, ma per quanto concerne i video, invece alla grande. C'è un artista, Emi, abbiamo l'artista del momento. Sentiamo Stefano. Lui, Stefano, è lui, vai. Milanese. Che cosa volete sapere? Lo sa fare. Fai il toscano col cambio, col mix. Ma non c'entra niente, non ci azzecca niente. Allora ragazzi, partiamo subito con una video presentazione per quanto vi riguarda, una parodia di un ristorantino, insomma, internazionale. Top, eccola qua. Pausa pranzo? McDonald's? Dove andiamo a mangiare? McDonald's? Altri 2 minuti andiamo? McDonald's? Ancora? Ancora? Ancora. Sì, ancora! Ti dico che E solo a questo, vedere pensa- come mangi quei Dimmi. panini così mi è venuta fame. Sì, ma è tipo vomitato quasi il momento dopo, perciò... Vabbè, perché non per lo fare so. il Isolato video... tutta casa, Sì. ho fatto un casino con quel pane. Quindi ho lasciato perdere, anche perché era solo pane, non c'era l'hamburger dentro, era un po' una presa a male. Beh, tu sai quando ci siamo conosciuti che io sono un noioso, se è così, per alcuni è così, animalista e anche vegetariano, quindi telefonicamente quando ti ho detto guarda vi voglio intervistare, però non mi è piaciuta moltissimo la parodia della povera gallina che tu fingi di essere Antonio Banderas e inserisci nel forno e tu mi hai detto vabbè lo so ma... Vabbè, ma la devi provare, eh? Guarda, il pollo con patate è buono per È davvero. ottima. Però la gallina vive, eh? È ancora viva per poco perché morirà anche lei, forse. Vabbè, faccio finta di non senti niente di queste cose qua. Tagliamo. Meglio le patate. Ragazzi, come mai però, insomma, questa scelta delle parodie? C'è un sacco di cose da realizzare, ognuno, bene, mi fa piacere, dalle interviste sto imparando che si è scelto il proprio settore. È un po' questa la chiave di lettura per sfondare in rete? Quindi voi le parodie. Guarda, no, forse no. Cioè, dal mio punto di... Oh, sentiamo anche l'altro capo. Forse Fabio. no. Però sai Fabio che c'è, Emilio. che io faccio tutto quello che facendolo mi trasmette allegria e sorriso. Cioè, se io penso che ad esempio... qual è l'ultima che abbiamo fatto? La parodia di... Abbiamo fatto Intimiffimi, che al posto del reggiseno c'era il Reggipalle. A me nella mia testa mi faceva ridere. Adesso, se poi c'è una percentuale di persone che è d'accordo con me, quindi che gli fa ridere, bene. Però io non vado a... Cioè, forse è anche per questo, noi che comunque non abbiamo tantissimi iscritti, i nostri video comunque non fanno tante visualizzazioni, perché io non vado a pensare a ciò che piace agli altri, vado a pensare a ciò che piace a me per primo, perché poi la trasformo e trasformandola ne faccio una cosa, secondo la mia opinione, più divertente. Giusto, capo? Sì. Noi puntiamo sicuramente a divertirci noi, nasce tutto come un divertimento, non è un fine commerciale o non è che andiamo a analizzare le cose che potrebbero avere più click. Ci divertiamo noi la sera, ci viene una battuta in mente, da lì sviluppiamo l'idea, oppure vediamo uno spot, da lì scherzandoci sopra ci viene in mente la parodia, la cavolata su quello spot e diciamo vabbè domani giriamo e facciamo.
A volte, vedi, le idee sono vincenti, tipo questa adesso che ha avuto Matteo di accendere la luce in modo da illuminare maggiormente l'intervista. Secondo me è stata fenomenale come intuizione, no? È un pochetto buio, ho detto, ma secondo me dovremmo accendere la luce. Ricordo, luce. Ricordo giorni fa che ho intervistato Claudio Giglio, pensate un po', mi sono goduto il tramonto tramite l'illuminazione che entrava nella sua camera. Sono partito con la luce piena, alla fine vi assicuro c'era Claudio che era nel buio. Le stelle. Vabbè, magari non paga la corrente, che ne so. Pensate che a un certo momento, perché ripeto, siamo in... non paga la corrente, non lo so, non credo, insomma, non Ciao Claudio! Questi problemi. Stavo dicendo, a un certo momento proprio sono arrivate come si dice, non mi viene la parola, Dario Argento, ecco, ce l'ho fatta, mi sono salvato, da registi horror, i complimenti per la location, dicevano, caspita, che buio, come riesci a ottenere questo effetto incredibile? Ma aspetta, stiamo parlando di Claudio, non ho capito la domanda. A me piace anche così, io vi butto qualcosa, chiacchiero, vedi, come hai detto tu fai dei video, se piacciono bene, stessa cosa faccio io faccio delle domande o dei discorsi, se piacciono, se piacciono bene, se no cambiano. Va bene, dai, ragazzi, io invito tutti voi che ci state seguendo, anche se volete postare delle domande, noi siamo realmente in streaming, quindi gruppotv7.com/vertigo, anche dei saluti, mi raccomando, per i nostri ospiti. Bene, adesso sapete che noi abbiamo questo programmino sento delle vocine ogni tanto, questo programmino è fatto anche, realizzato grazie a dei fantastici inviati che abbiamo. Questo è uno strepitoso tra i nostri, si chiama Andrea Ramboso Righi. Tac. Ciao Emiliano, ciao amici di Vertigo. Andrea Ramboso Righi oggi è qui in provincia di Padova, esattamente nel paese di Funfillaia, e come vedete sono biciclettato. Io non lo conosco. Perché abbiamo ricevuto una segnalazione da parte di una nostra ascoltatrice, Ilaria, che è qui con noi. Sentiamo cosa ha da dirci. Ciao Ilaria. Andrea, ciao. Ciao Ilaria. Ciao, dici, perché ci hai chiamato? Vi ho chiamato perché a giorni è successa una cosa scandalosa nel mio paese. Il sindaco ha deciso di installare un baracchino che distribuisce veleno. Vi ricordiamo che il paese è il paese di Funfilfulli e il sindaco ha deciso di installare questa macchina di veleno. Veleno esattamente, sappiamo che ci sono state delle invasioni di topi ultimamente. E il veleno dunque per cosa? È molto peggio, veleno, acqua. Qua ha ragione Emiliano e cari amici del Vertigo, perché l'acqua ma l'acqua non è un veleno. Qui il Veneto, vi ricordo l'acqua che crea inondazioni, la gente muore annegata e soprattutto fa ruggine, giusto? Vero Ilaria? L'acqua fa ruggine. Qualcosa? Sì, che è citata anche nella Bibbia. Noè ha costruito un'arca per salvare l'umanità dall'acqua, giusto, è vero, anche questa ragione. Bene, io direi di fare un appello anche al sindaco di Funfilfulli per dire di cambiare questa macchina, mettendo al posto di questa, dicevamo, Ilaria, proponevi tu? Il distributore di spritz. Ecco, un distributore di spritz e anche un distributore di birra e di vino che non fa mai male. Bene, da Funfilfulli Fallu, Andrea Ramboso Righi vi saluta, Ilaria anche. Ciao Emiliano, ciao Vertigo, ciao. Ciao ragazzi, insomma, vedevo le vostre facce, eravate interessantissimi, non so se per capire da dove arrivasse questo servizio, da Funfilfulli, che è un paesino che sicuramente voi conoscete nella capitale, oppure se eravate più attratti da Ilaria o dalla questione, insomma, dell'acqua che fa ruggine. Non lo so, da che cosa eravamo più attratti? Dov'è questa sorgente? Ci portiamo le ragazze nostre, le lasciamo là, le lasciamo. Va bene ragazzi, torniamo alla vostra intervista, però avverto sempre che i nostri inviati possono interrompere il discorso. Avete detto che voi realizzate dei video così tanto perché vi volete divertire, e secondo me è una chiave vincente. Moltissimi artisti, beccatevi questo complimento, la pensano come voi. Infatti, insomma, se non ci si diverte in primis, non si diverte di certo il pubblico. E non ve ne frega neanche niente delle visualizzazioni, perché non è un lavoro. Però la cosa che mi piace personalmente è il fatto che utilizzate
un cast infinito, c'è un sacco di amici, parenti, come funziona sta cosa? Li ricattate, avete dei video sconvolgenti loro e quindi si adoperano per voi gratis o invece sono a pagamento? Raccontatemi. Fanno la fila per apparire nei nostri video. Guarda, sono tutti tipo genitori, amici di genitori, amici nostri, quindi che sanno quello che vogliamo fare e ci danno una mano perché comunque ci vedono spesso impegnati e quindi loro bonariamente, gentilmente Sempre si prestano. disponibili anche alle 7 del mattino. Però Emi, devi fare una cosa, a fine intervista devi convincere Stefano ad apparire almeno una volta su un video. Non c'è mai lui. Io non compaio mai nei video. Spiegate il perché, cioè lui insomma è l'operatore, il videooperatore di tutto ciò che voi realizzate o solo perché è un timido? Ma diciamo tutte e due. Entrambi. No, principalmente sì, ho questa passione per il video dal punto di vista tecnico, quindi dietro la telecamera e lui sviluppa la parte più artistica, attoriale, io quella più tecnica di montaggio e di editing. Ma allora, ultimamente, scusa se ti interrompo Matteo, io sto capendo che va bene divertirsi, va bene tutto, però c'è anche una base tecnica alle spalle di ognuno di voi, cioè io so, se poi tu hai piacere, che tu insomma fai altri lavori artistici e anche appunto Stefano adesso ci ha detto ho questa predisposizione, mi piace fare questo e quell'altro, quindi YouTube si sta un po' trasformando da quello che era un tempo. Prima si prendeva un telefonino e via, si faceva un po' di video così tra amici e si riversava tutto in rete. Adesso pian pianino c'è il discorso del montaggio, magari testi autorali, grafiche, È così? Sì, principalmente noi quasi tutti i video cerchiamo sempre di strutturarli in un modo un po' carino anche dal punto di vista dell'immagine, una ricerca dell'immagine pulita, simile agli spot originali. E questo forse sia perché io, diciamo, oltre alla passione ci lavoro anche con le telecamere e Matteo, diciamo, oltre a fare video così, anche per lavoro si occupa di intrattenimento e altre cose. Guarda Emi, le nostre idee, sì, ci si incastrano proprio perfettamente perché io faccio una parte, lui fa esattamente quell'altra, quindi non c'è nessun scavalcamento di ruolo. Sì, io amo fare quello che faccio, faccio un non c'è gelosia e questo aiuta un sacco, insomma, non c'è protagonismo. No, assolutamente, abbiamo i due ruoli ben separati che comunque coordinano insieme e andiamo insieme avanti. Sì, ragazzi, siete i classici amici dell'infanzia oppure, non lo so, uno deve dei soldi all'altro e quindi è obbligato a prestare servizio? Soldi, picciotto! Come funziona? In realtà il tasso di interesse è ancora molto alto. No, guarda, ci conosciamo, sì, d'infanzia, anche se abbiamo due vite un po' diverse. Cioè, ha visto, non c'era il microfono, Stefano è venuto a casa mia e è tornato dopo 7 minuti perché abitiamo, anzi neanche 3 minuti perché abitiamo a distanza di 100 metri. D'infanzia sì, perché ci conosciamo dal metà delle medie, però io quando esco con i miei amici a lui lo chiamo, non viene quasi mai, non so perché. Contrario. Però ecco, siamo amici, ci vediamo quando possiamo, insomma. Ragazzi, regalatemi, visto che comunque fate umorismo, fate cose comiche, anche l'effetto anche facciale, insomma, l'impatto con i vostri genitori quando gli avete spiegato che li volevate coinvolgere in quello che fate e soprattutto gli avete dovuto spiegare che cos'era YouTube e che cos'era il fatto di creare sti video. Tipo così. C'è un noto quadro. No, guarda, più che altro io studiavo ingegneria e più che altro è stata la reazione dei miei quando gli ho detto mamma guarda voglio diventare uno speaker radiofonico, voglio fare tutt'altro, mi piace fare tutt'altro, l'estate voglio partire per fare animazione. Però sono persone molto intelligenti, quindi hanno perfettamente capito che la mia strada è un'altra e spero di continuarla a percorrere normalmente. E quando li coinvolgo no, sono contenti perché comunque vengo da una base familiare abbastanza allegra. Sì. Mia madre tutte le volte che facciamo un video va subito in ufficio a visualizzare il video per fare il primo click di visualizzazione. Questa è la bellezza appunto dei nostri genitori italiani, il fatto di
comunque adoperarsi per la nostra felicità e veramente mettersi a disposizione anche quando si realizzano cose che magari loro neanche capiscono. Io ci ho messo tipo 7 anni per riuscire a far capire l'importanza semplice di tenere acceso il cellulare a mia madre per le emergenze, o perché magari non è che ti posso chiamare sempre allo stesso orario. È come se per lei, no, gli arrivasse la bolletta tenendolo solo acceso. Quindi immagina, figurati, spiegare YouTube, spiegare tutto questo mondo della rete che è molto complesso. Beh, tu fatti venire le emergenze sempre nello stesso momento e sei a posto. Va bene. E quindi, vabbè, niente, è così. I nostri ci aiutano. Grandi. Ragazzi, però vedo che toccate un po' ciò che sia l'adulto che anche il minore, nel senso, non voglio essere frainteso, avete coinvolto anche degli attori, dei ragazzini, giusto? La cosa che però mi lasciava un po' così è che gli avete forse svelato un po' il segreto di Babbo Natale, e questo non è giusto. No, sono grandi abbastanza. Vero. Abbiamo rovinato l'adolescenza ormai. No, Secondo me sì, secondo me sì. Sono grandi, perché... sono grandi. Anzi, che a mio cugino, uno di quei tuoi bambini, che tu, Sì. bambini, alla fine già non sono neanche più bambini. Gliel'ho proprio detto una sera a cena. Dico, Alessio, ma tu sai chi è Babbo Natale? No, chi è Babbo Natale? Vabbè, non si può dire, magari c'è qualcuno di Esatto, anni non che sveliamo guarda. niente, lasciamo, visto che siamo anche in È lui. pizzo, insomma, manca qualche mese a questa fantastica festa. Ragazzi, posso spezzare una piccola lancia seria per qualche istante? So che all'estero, in Russia, c'è qualcuno, un gruppo di ragazzi che sta rischiando veramente 15 anni di galera perché non la pensano, insomma, in una certa maniera. Sono dei ragazzi, degli attivisti di Greenpeace, hanno fatto un assalto tempo fa a una piattaforma petrolifera russa. E ragazzi, hanno preso tutti quelli che c'erano lì e purtroppo rischiano 15 anni di galera, tra cui anche un ragazzo italiano. Io gli volevo fare un in bocca al lupo, ok? Perché credo che sia importante potersi nel 2013 esprimere liberamente e dire ciò che si pensa per quanto concerne delle tematiche che siano le nostre scherzose della rete, anche se qualcuno ha voluto una rete e magari l'ha pagata fortemente, una rete che fosse libera, piena di condivisioni libere, quindi non di copyright e non solo. E insomma, questo è il mio pensiero. Va bene, sono diventato troppo serio. Cosa ne pensate voi però, ragazzi? Non vi voglio far piangere, però è vero, dai, insomma, la rete credo dovrebbe essere libera, il rispetto può essere altro, non il fatto di una musica o di una parodia. Voi ne avete fregate un sacco, diciamolo pubblicamente. Vabbè, noi... Se ce le bloccano, ce le bloccano. Se non ce le bloccano... Ma poi quelli hanno un sacco di soldi, ma un po' di spazio anche a noi. Ma ce lo vogliono lasciare. Vabbè, boh, non so se sia corretto o no questo discorso, ma noi l'abbiamo buttata lì così. Ragazzi, gli dareste Mo' una arriva le botta? guardie. Arrestate, Matteo e Stefano, dove siete? Dicevo, gli dareste una botta? Volentieri. A chi? E quello? Beh, gli daresti una botta? Sì. Beh, questo payoff a me questa era piace, carina. cioè non prendersi sul serio. Io poi taglio veloce perché ci sono delle musiche, insomma, che non è che possa mettere... meglio io e me. E chi siete voi due? Chi siete? Sono la ragazza del video. Ma mi sembrava un po' più carina, senza offesa, Matteo? Ho sviluppato stanotte e sono diventato così. Via. Basta. Ragazzi, che caldo, eh? ma mi chiedo seriamente, prima parlavamo, esatto, di grandi marchi, ma vi hanno mai, non lo so, contattato anche magari per creare qualcosa insieme a loro, con le famose agenzie creative? Oddio, agenzie creative. Abbiamo collaborato con Scuola Zoo. Ci hanno contattato loro e è venuto fuori un video molto divertente. Loro hanno aiutato molto noi. Noi abbiamo, diciamo che è stato uno scambio di favori equo e ha aiutato molto noi e spero che comunque abbia aiutato anche loro.
splendide persone, ottimi ragazzi loro, che vorrei ricontattare, anzi sto in contatto, anzi dovrei richiamarli, mi sono ricordato. E gli altri... Vedi, Vertigo a qualcosa serve, a volte fa, no? Tornare alla mente degli impegni che Vero. uno si è messo in agenda. Devo metterlo in impegno. Ci ha contattato anche in intimissimi, ha detto che comunque il video è stato carino, è finita lì la questione. Ho detto ragazzi carino, siamo stati contenti che ce l'avete fatto vedere, ci avete dato una buona giornata, un buon inizio di giornata. Ma perché l'avete inviato direttamente voi o loro vi hanno semplicemente così scoperto in rete, quindi una casualità? No, noi li abbiamo contattati anche perché quando facciamo un video, magari se quel video riguarda uno slogan, un marchio, un qualcosa che magari può essere condiviso, può essere visto dal marchio originale, Sì. noi diciamo, senti, noi glielo facciamo vedere, se piace bene, se non piace prenderemo un va a quel paese e amen. Sì. Ragazzi, dite la verità, dai, siamo tra amici, voi avete detto, oh, magari se va ci mandano qualche mutanda, qualche cosa gratis. Magari sì. Si rompono più le mutande che i jeans e magliette roba varia. Visto anche che i prezzi più o meno tra un jeans e una mutanda alcune volte stanno uguali. Stanno là, a meno che non compri quelle di Porta Portese dal cinese come fa Stefano. A proposito di Porta Portese, quanto c'è di Roma, quanto c'è insomma della vostra storia personale nei vostri video, quindi di quello che è il vostro mondo? Vai, lo dice. risponde Stefano. Dagli un giro de molla. Vai. Di Roma c'è poco perché praticamente giriamo sempre nella nostra zona che è un po' più in periferia, quindi... E grazie al cielo che abitiamo in periferia, perché abitare al centro a Roma è un disastro. Cioè, arriveremmo tardi anche per Skype, capito? Anche per l'intervista per Skype uno sta in camera e trovi traffico pure davanti alla porta della camera, quindi... No, meno male, mi abitiamo in periferia da tutt'altra zona. Ok, adesso ci chiede la linea uno dei nostri fantastici inviati, lui si chiama Grav e credo abbia qualcosa di sensazionale da offrirci. Ciao Emilianissimo, oggi siamo in collegamento dalla Scala di Milano. Quella, dalla Scala di Milano. Scusa Emilianissimo, ma io sono tristissimo perché praticamente questa mattina mi sono alzato e avevo un calzino sulla mano. Non so perché. Scusa, ma oggi non me la sento di fare il servizio. A te la linea, Emiliano. Ciao. Lo sapete, i nostri inviati sono così. Quello che succede, succede. Però la cosa divertente è anche vedere le facce degli ospiti, insomma, siete rimasti un po' basiti. Io non ho ancora il dono tecnologico di entrare nelle case per vedere le reazioni, ma ricordo a tutti voi, insomma, che abbiamo una pagina Facebook, scriveteci le vostre reazioni, oppure sapete che siamo in diretta streaming, quindi mi raccomando, se volete dire la vostra, ci fa piacere, anche se apprezzate, perché secondo me questi ragazzi, questi inviati, sono veramente fantastici, giusto? Allora, sì. vediamo un attimo. Cosa ne pensate voi, ragazzi? Per i prossimi video, Dacci i numeri che li contattiamo per i prossimi video. Era fantastica la faccia. Che sono assunti. Era fantastica la faccia che avete fatto quando avete visto il calzino. Stefano vorrebbe pure Ilaria, la prima ragazza dello sport. Ho notato che è stata apprezzata. Di tante ragazze, per cui... Ragazzi, dicevi, Emi? Niente, cambiamo subito pagina per quanto concerne insomma questi argomenti e voglio comunque continuare a elargire vari consigli insomma da parte vostra. Quindi avete detto divertirsi, non stare lì a preoccuparsi per quanto concerne le visualizzazioni, altro che potrebbe essere secondo voi importante? Dici per la riuscita del video? Sì, o del canale o di un canale insomma YouTube. Io credo condivisioni. Tanto spam. No, anche adesso. No, credo soprattutto di puntare anche su Facebook, visto che comunque le maggiori attività vengono svolte e condivise da lì. Ecco, forse su Facebook siamo un po' carenti perché magari pensiamo infatti sempre... lo dicevi a inizio
trasmissione che sta cosa di Facebook, da lì la mia domanda di ma forse sta calando un po' di interesse Facebook. Sembrerebbe una replica questa cosa qua, ma vi assicuro che è il nostro Matteo che è un attimo andato in déjà vu. Allora ragazzi, io però voglio anche curiosare su una questione che sto pian pianino iniziando a capire, il fatto delle agenzie di comunicazione. Ho notato che dietro alcuni, tra voi youtuber, ci sono delle agenzie di comunicazione, quindi da una parte mi viene anche da dire, beh, allora è facile, insomma, se hai dei seri professionisti che ti sponsorizzano, che ti aiutano. Cosa ne pensate? Sto inventando o è una losca verità? No, non è una losca, cioè è esatto, quello che dici tu è esatto. Ci sono molte società buone, chi più chi meno, che comunque ti aiutano alle spalle, magari ti aggiustano un po' i titoli, ti aggiustano quella sezione più utile affinché il video sia più visto. Però in questo ambito ne sa qualcosa in più Stefano. Ma sì, noi è da poco che siamo, diciamo, affiliati a una società che ci dà una mano e ci aiuta, ecco, a creare, diciamo, delle Stefano, cose un po' più standard. Se lo dici con questa emozione nella voce, con questa insomma enfasi, sembra che non lo so, insomma, facciamo parte di una società che ci dà una mano. La senti la canzone, Emi? La senti? Senti? Sì. Stefano, è l'orario della messa. È la messa, è la canzone di chiesa. Dai, seriamente, stavi dicendo, Stefano? In realtà abbiamo un contratto milionario con una società newyorkese, per cui... E io ve lo auguro, ragazzi, per me siete forti, quindi insomma, Comunque, ben venga, guarda, ben venga. ci sono molte comunque agenzie ditte che stanno alle spalle, aiutano. Però guarda, molto penso che sia a merito dello YouTubers, perché da lì nasce il grande, il resto magari fanno le agenzie, ti migliorano al massimo quello che tu hai fatto. Però se tu fai una cosa scarsa, rimane una cosa scarsa fatta bene. Se tu fai una cosa bene, può diventare una cosa fatta bene, ma veramente fatta bene, bene, bene. Grazie a loro. Cioè, infatti, se sei una pippa, non è che fai schifo non è che se ti mettono anche le grafiche più belle del mondo, insomma, la cosa cambia, giusto? E fai il picco. Allora ragazzi, godiamoci invece quest'altro vostro video, l'ho trovato divertentissimo, parla dei modi di dire, so che avete fatto un po' di sequel sulla questione e quindi insomma godetevela. Mo prendo e me ne monto tutta. Basta, io non ci riesco, non lo capisco. Basta, stop. Ma i problemi vanno presi di petto, Oh. Ma che si fa? Ah, ma il ferro va battuto finché è caldo. Oddio. Mattino all'oro in bocca. Sì. No. Aiutati, che Dio ti aiuta. Ciao, scusa, come faccio ad arrivare giù alla stazione? E come ci vanno? Come antichi. Vabbè, Oh, ammazza che meloni quella. Perché non hai visto qua la busta? Oh, ce l'hai una gomma? Sì, tieni. Oh, grande, le Michelin mi piacciono pure. Questa è la mia preferita, quella della Michelin, ti dico, mi ha sbregato da ridere. Sì, è piaciuta a tanti. Anche come... Anche chi l'ha masticata. Ecco, anche il pezzo finale, insomma, ragazzo, quello è un altro amico nostro, è stato simpatico nel chiuderla. Ecco, forse Sì. è un discorso anche per affinché il video riesca alla chiusura, perché se non chiudi bene...
E quindi mi viene da chiedere quanto c'è di estemporaneo, insomma, perché lì si vede che la battuta non era studiata, gli è uscita così, anche tu ti pieghi da ridere, e quindi si vede che c'è il proprio, la battuta vera. Anzi, per fortuna che c'è stata, perché teoricamente non sapevamo come chiuderla. Lui per fortuna ha riso, bene o male, anche se ha guardato la telecamera è venuta comunque una cosa divertente, quindi è andata. L'abbiamo tenuta. Ragazzi, io ho visto amici, parenti, come infatti stiamo dicendo nei vostri video, e quello che vi voglio chiedere, insomma, è anche il fatto dell'idea del backstage. Io l'ho trovata vincente, l'ho trovata divertente, non tutti la utilizzano, voi la consigliate? Cioè, vi spiego meglio, loro alla fine dei loro video, vi ricordo sempre il loro canale che è Vieni, Ridi, Condividi, lo trovate logicamente in YouTube, spesso inseriscono il backstage, magari non gli è riuscita la battuta, oppure non è riuscita la gag, o magari ce n'è una che fa ancora più ridere, ma loro non l'hanno inserita, andate quindi a curiosare. Lo trovate secondo voi una cosa vincente? Guarda, vabbè, aspetta, chiedo prima a Ste, vuoi parlare tu? Sì, no, scusa. Vuoi parlare tu laggiù? Sì, noi diciamo non sempre l'abbiamo usata, perché io ho il vizio di stoppare sempre quando è buona l'inquadratura, per cui mi mangio tutti i backstage. No, invece quando riusciamo a tenerli, poi ce n'è uno, per dire, un video che è un video riassuntivo, quando diciamo abbiamo fatto un anno del canale e abbiamo riassunto tutti i video del backstage. E alcune volte servono... No, non era male, non era male sta luce. La rivuoi? Riproviamo. Vediamo. Va bene, dai, così facciamo tutte le fasi del giorno. Siamo Aspetta, partiti con è a mod la luce, insomma, vai. solare, adesso pian pianino. Aspetta che la mostro, ecco qua. Così vediamo anche un pochino la cameretta di un youtuber. Io vedo che ci sono delle opere d'arte sui pensili, insomma sui mobili. Keith Haring, lo vediamo. Sono degli originali? Che intendi per originali? Beh, vedi quei personaggi che hai lì disegnati sui mobili, sono di un grande artista della pop art, famosissimo, lui si chiama Keith Haring, purtroppo non c'è più. Ti chiedevo se fossero originali perché varrebbero un sacco di soldi e io ti verrei a provare di sicuro. Grazie che me l'hai detto, notte, così però. adesso smonto l'anta. Vado a rivedere. Ragazzi, li trovate sicuramente domani su eBay. Magari, se facciamo un po' di soldi sì, volentieri. Però no, ho comprati così un po' per adornare la cameretta. Ok, ragazzi, stavamo parlando quindi di YouTube. Io proseguo con un altro vostro video, insomma, sempre questi modi di dire che mi sono piaciuti un sacco. Oh va, l'acqua bolle, butta la pasta. Che stai a fare? Lascia perdere, dammi il pugno di sale, dai, su. Oh, fa, come stai? No, vabbè, un po' meglio, mi sto riprendendo. Matteo, allora vado a casa, eh? No, dai, rimani a pranzo, faccio il tacchino! Va bene, grazie. Oh, Matteo, ma come dobbiamo fare? Tagliamo a testa al toro, dai. Matteo, allora vado a casa, eh? No, dai, fermati a pranzo! Ok, mi fermo, Matteo. Matteo, ho una spina in gola! La provo... Apri. Ancora. Aspetta. Ancora. Allora, Matteo, io vado, mi dà uno strappo? Certo. E monta
Beh, se volete sapere come vanno a finire comunque tutti questi video, naturalmente dovete andare nel loro canale YouTube. Vieni, ridi e condividi. Giusto ragazzi, dico bene? Se mi volete mandare in panico e farmi infartare, tranquillamente fate di sti scherzi, cioè del tipo non c'è più l'audio in Skype, è in piena diretta Vieni, streaming. condividi, guarda un po' qua, mi guarda. La tazza, ma io l'ho notata in uno dei video dove tu sei alla tua scrivania e l'ho vista. Ma quindi avete realizzato anche vari gadget? No, è l'unico. No, l'unico così che regalo. Avevate suo. poco budget? No, è un regalo. Però guarda, che è una buona idea fare un po' di gadget. Magari Sì, ragazzi, ve lo dico perché alcuni youtuber, magari un po' più famosi, e vi auguro, vi ricordo sempre di fare la scalata al vertice, hanno addirittura delle pagine che rimandano a loro gadget, quindi la vendita di t-shirt e non solo. Ad esempio quella tazza è carinissima. Io vi ricordo che compio gli anni il 26 novembre, fra poco. È un messaggio subliminare. Vai sulla cinquantina? No. Sono le luci che mi invecchiano, le luci dei riflettori. Vuoi la tazza? Cosa vuoi? Tazza, maglietta, penne? Ma niente, sto scherzando. La cosa che dico sempre è l'amicizia. Questo vale per i canali, per i social, ma anche così umanamente. Perché poi Allora, ci si dimentica, no? Ci si dimentica. Cioè, si condividono video, si ha veramente un sacco di amicizie, tra virgolette, nei nostri social, e poi dici, ma chi è questa? Non l'ho mai visto, insomma. Hai cambiato del dialetto anche tu, come fa Stefano? Sì, dillo a lui che aggiunge chiunque. Chi io aggiungo chiunque? Sì. No, Anche perché? se non conosci. Beh, ma questa comunque è una strategia, perché alla fin fine, socievoli. Matteo, oltre a essere socievoli o no, perché ricordiamo che noi siamo due animatori alla fin fine nell'animo e tu ancora attivo, stavo dicendo è comunque una strategia importante, perché più condivisione, più amicizie hai, logicamente più avrai la possibilità di avere più share, giusto? Sì, quello sì, però non è ovviamente il primo intento. Certo, chi ti conosce, magari ecco, vai nei villaggi, le persone ti aggiungono perché comunque poi ti vogliono rivedere e risentire, poi magari ti fai vedere il video. Oh, guarda un po', Matteo, ti ricordi l'animatore ha fatto il video? E così si instaura una catena. Sei sexy, devo dire, quando ti asciughi l'ascella in diretta, me lo puoi rifare, Matteo, per favore? Grandissimo. Ragazzi, un'altra domanda: come nascono ad esempio le idee per le freddure di prima, cioè i modi di dire, ok, ogni regione, ogni città ha i suoi, e voi avete fatto un estrapolato magari dei più famosi, dei più belli o quelli che piacevano a voi, come funziona? Nascono così, nascono, tu cammini, pensi, poi arriva a un certo punto che ti viene un doppio senso e lo scrivi qua, sul telefono, e questi sono i doppi sensi 3, volume 3. In anteprima assoluta. In anteprima per Vertigo, ma ragazzi, io Vogliamo. sono onorato. Grazie, grazie, e vi ricordo che in più andrà anche in replica alle 23:30, e quindi insomma ditelo un po' in giro anche giù a Roma, perché TV7 si vede benissimo anche nel Lazio, quindi mi raccomando, www.gruppotv7.com, e trovate tutta proprio l'NCN, si dice insomma la sintonizzazione della nostra emittente. Ragazzi, adesso io devo tentare sempre un qualcosa che mi manda un po' in panico, e cioè devo trovare la nostra responsabile, insomma, Laura e Katia di Rosso Limone. Vediamo un attimo e vediamo se riusciamo a fare il collegamento hot di cui insomma vi parlavo. Vediamo se riusciamo anche a imbarazzarvi. Vediamo. Addirittura voi non lo vedete, ma si è tolto la maglietta. Vediamo se Laura è pronta, se ci risponde. Aspetta, se no, altrimenti. Eccola eccola che arriva. Eccola qua, grandissima. Ti stavo pizzicando a petto nudo. Ciao Laura. Ciao. Io ti presento nel frattempo Matteo Rossi e Stefano Cipullo. Mi vede? Ci vedono? Ciao. Sì, che vi vedono. Eccoci qua. Allora Laura, sei scicchissima. Mi indossi questa. Ah, ma c'è anche quella incredibile. Buonasera. Ciao. Non l'avevo mica visto che era lì dietro, È nascosto. il fidanzato, va bene. Senti,
Di che cosa ci parli questa sera, Laura? Allora, oggi vi parlo di una questione un po' delicata. Sì, dell'educazione sessuale. Sì. Allora, Aspetta, prendo appunti. Bravo, fai bene Matteo, anche tu Stefano, fai i compiti, mi raccomando, e io, come ben sapete, sono sempre qui con la matita pronta a segnare tutto, perché poi metto in pratica. allora, questo è un messaggio un po' rivolto sia ai giovani che ai genitori. Sì. Come si trasmette principalmente l'educazione sessuale ai ragazzi? Beh, si trasmette principalmente non con le parole, ma con l'esempio. Quindi il rapporto che c'è in casa è fondamentale per l'educazione sessuale dei ragazzi, cioè rispetto reciproco, rispetto per se stessi, anche l'educazione all'affettività si trasmette principalmente in questo modo, quindi la paura di far vedere certi atteggiamenti, come può essere un abbraccio o un bacio, trasmette in un certo senso una negatività nel vivere un certo tipo di rapporto. Poi c'è un'altra cosa importante. Purtroppo la pornografia è veramente molto molto diffusa e alla Matteo portata... e Stefano ne sanno qualcosa, vedi che fanno già il cenno viva. Però Laura, effettivamente ho visto interviste, ho parlato con medici, questo crea delle aspettative che poi magari nella coppia insomma uno non riesce a realizzare. In più ti focalizzi anche su magari uno stereotipo di donna che la donna comune in realtà assolutamente non è, e da lì magari può esserci anche il calo del desiderio? Sì, diciamo che secondo me il calo del desiderio deriva soprattutto dall'ansia, perché oltre al fatto che viene trasmesso un certo tipo di stereotipo, viene trasmesso un certo tipo di messaggio. Io non sto dicendo che la pornografia sia negativa, anzi, dà un sacco di idee, può dare un sacco di spunti, di dai, punti di di vista, Ok. spunti, ecco. Non sto assolutamente dicendo che sia negativa, anzi, per certi aspetti può essere anche positiva, può sviluppare le fantasie, però bisogna imparare a capire che la pornografia è finzione. Come dice Katia, la pornografia è Harry Potter. Non è reale. Insomma, un paragone, hai messo insomma l'idolo dei ragazzini accanto a un tema totalmente differente, vabbè, un po' forzato, ma ok. Ecco Sì, nel senso che è finzione, è qualcosa che va al di là, che può sviluppare appunto le fantasie, la fantasia in generale, ma non può essere presa come punto di riferimento. Puoi prendere determinati spunti, ma capire che quella è finzione. E soprattutto per i ragazzi è importante capire questo aspetto, perché tanti ragazzi si basano molto su quello che vedono in questi film e poi si trovano in difficoltà quando vivono i veri rapporti. Si aspettano che le ragazzine urlino come delle pazze o piuttosto che incomincino a saltargli addosso con un certo tipo di atteggiamenti, e loro stessi si sentono in ansia perché vedono quelli come riferimento e quindi credono di dover avere quelle prestazioni. Esatto, cioè che dovrebbe essere così, ma come ben dicevi è finzione. Mi interessa sapere anche la visione appunto di Matteo e Stefano. Cosa ne pensate? È vero, è così? Che esperienza insomma anche voi vi aspettate questo dalla propria ragazza? O... Beh, io con Harry Potter non l'ho mai fatto. Però c'è anche da dire, adesso vedi, loro sono dei comici, quindi è difficile anche restare seri con loro. C'è da dire, e io li seguo a ruota, che se non sbaglio Harry Potter comunque voleva limonare con Hermione, non so, aveva questa fantasia. È vero, è vero, è vero, è vero. Chissà poi se c'è riuscito, perché non l'ho mai visto Harry Potter, quindi non ho visto limonamenti vari. Però no, comunque Laura ha detto parole giuste, le ho seguite. Stefano si è allontanato un attimo soltanto per aprire la porta, perché tra lampade e luci varie siamo a tipo 300 gradi Kelvin, perciò o forse è un po' il discorso, Matteo, forse anche un po' il discorso, perché spesso parlare di cose serie e di cose che effettivamente riguardano il nostro quotidiano, noi italiani che ci vantiamo sempre tanto, mi sa che magari abbiamo anche perso un po' il primato, ci si imbarazza. Tu so che sei un animatore,
Come vivi, insomma, questo tipo di discorso, essendo anche animatore? Poi mi chiedo se Laura ha anche qualche oggetto particolare, perché io rimango sempre curioso. Sì, ce l'ho, ce l'ho. Guarda, innanzitutto mi dispiace per il primato, però è colpa di Stefano. E allora... Ma non No, credo, come la dai. vivo? Guarda, io sono fidanzato, la ragazza ce l'ho. Non è facile l'estate comunque star lontani, però guarda, al contrario di quello che posso sembrare, sono un bravo ragazzo, quindi resisto tranquillamente, va tutto a gonfie vela, alla perfezione. Matteo, Anche perché sto per fare il mio lavoro. Matteo, Ehi, una domanda un po' personale, questo magari può spronare anche altri youtuber, insomma gli emergenti. Ma la ragazza è arrivata prima o dopo del successo, pseudo successo, insomma, in rete? ma ancora mai perché il successo non è mai arrivato, quindi... Digli che hai conosciuta. Però l'ho conosciuta tramite un video, nel senso mi serviva una vedi? parte femminile, l'ho chiamata e lei mi ha detto sì, guarda, va bene, dai, possiamo fare un video, dai, ci divertiamo insieme la mattina, è andato tutto bene, abbiamo ridito. E piano piano ci siamo trovati e siamo iniziati ad uscire. Mi ha aiutato anche in altri video e così mi sono fidanzato con Stefano. L'amore ha trionfato. Da tanti anni. Oh, è anche bello fare outing ogni tanto. Laura, di nuovo a te la parola. Scusa se ogni tanto ti interrompiamo. No, tranquillissimo, anzi mi piace molto questo aspetto di questo programma, la condivisione è sempre una cosa bella. Questa sera, proprio per parlare di educazione sessuale, ho portato un libro bellissimo. Ve lo faccio vedere. Sì. Questo è il libro. Make Love, fare l'amore, giusto? Esatto, è un libro che è nato in Germania da dei giornalisti, è molto bello, è rivolto agli adolescenti, ma devo dire che qualche persona, io stessa l'ho letto e mi hanno detto tutti che è belli, tirami su. Ce l'ho anch'io uno. E tutti quanti dicono non è solo per adolescenti, è anche per gli adulti. Il linguaggio che è utilizzato è bellissimo, semplice, facile da capire. Il fatto che non è stato scritto da dottori, ma è stato scritto da dei giornalisti, rivolto ai giovani, lo rende molto facile da apprendere, da capire attraverso le figure molto schematiche che non ti mettono in difficoltà. Ed è bello proprio per gli argomenti che tratta. Li tratta in maniera molto semplice, normale, senza alcuna malizia, e puntato proprio a parlare ai ragazzi di quello che riguarda la sessualità. Laura, ti interrompo un secondo, voglio chiudere così la mia carriera di conduttore, di giornalista, creando anche imbarazzo per quanto concerne il governo, vabbè che più imbarazzo di quelle che combiniamo ogni giorno, insomma, politicamente parlando. Cioè, se tu mi parli di Germania, non so perché a me viene in mente una signora bionda che si chiama Angela, e immaginare insomma i tedeschi che parlano di certe cose, loro che sono comunque impostati e schematici per alcune cose, sono luoghi comuni stupidi, me ne rendo conto, non lo so. Mi veniva più facile se il libro fosse scritto, non lo so, da spagnoli oppure da francesi, dico scemate così, ma dal tedesco non lo so, mi stride un po', lo vedo una cosa proprio, allora adesso tu devi prendere mano di tua ragazza, dico una scemata, lo so, lo faccio anche per sdrammatizzare un po' e per spezzare il ritmo. Cosa ne pensi? Allora, ti dico solo che questo bellissimo libro, che contiene delle immagini anche molto esplicite, che se vuoi vi faccio vedere, le trovo stupende, perché sono immagini d'amore e sono state messe solo per fare un raffronto con la pornografia. Viene utilizzato in Germania nelle scuole superiori per fare educazione sessuale ai ragazzi, quindi in realtà i tedeschi sono più avanti, hanno una visione della sessualità molto reale, libera, cioè solo per il fatto che hanno introdotto questo libro nelle scuole, che qualcuno, penso tanti, potrebbero dire per alcuni aspetti è esplicito, lo vedo una cosa molto bella. Non è stato scritto da tedeschi, è stato scritto mi pare da olandesi, non mi ricordo di dove sono esattamente i due giornalisti che l'hanno scritto.
Ma in Germania in particolare è stato introdotto nelle scuole superiori per fare educazione non solo alla sessualità, perché la sessualità non significa solo procreare e avere dei figli, ma è molto altro, è un aspetto veramente importantissimo della nostra in Italia società. questo tipo di discorso lo vedo lontano, lo vedo difficile, soprattutto perché, vedi, ad esempio mi hai sbugiardato, stavo dicendo solo delle sciocchezze, quindi loro sono molto più avanti rispetto a noi. In più c'è anche da ricordarsi che, ad esempio, vedi, un semplice Miss Italia, se tu hai delle foto perché sei una modella e quindi c'è del nudo, ma nudo per moda e non di pornografia, tu sei fuori. E quindi c'è sempre un po' sto contrasto con il pudico, la chiesa e non solo. Ragazzi, vi siete eclissati e questo mi dispiace. Cosa ne pensate voi? No, stavamo sentendo, ovviamente, no, stavamo sentendo Laura, non è che la potevamo interrompere mentre parlava. Stefano mi sta continuando a dire da un'ora e mezza, facci vedere le foto. Ma se volete ve le faccio vedere, sono immagini d'amore, sono delle coppie reali che si sono fatte riprendere. Quindi sono immagini vere. Delle coppie reali, nel senso coppie di fatto, o tipo mi fai vedere la Camilla e che ne so, Questa il è principe una che Carlo. trovo semplicemente fantastica. Io adesso non so se la vedete. Sì, sono due ragazzi che si baciano. Sembra l'attore di 8 sotto un tetto. Com'è? Sembra l'attore di 8 sotto un tetto, ve lo ricordate? Il vecchio telefilm. A me Era Betty lui. Castagna. Sto cercando delle immagini che si possano mostrare, che non siano... Anch'io le ho su una cartella del computer, le volete vedere? Non so se... Sì, Non sono si immagini può. pulite comunque, sì, non c'è problema. Il secondo la sta strozzando in realtà, è finta. Queste sono immagini d'amore e parlano anche di omosessualità, quindi la... Quindi riguarda Stefano, insomma. Vediamo. Non so se le vedete. Sì, le vediamo, sono delle splendide foto, sicuramente fatte anche da un professionista della fotografia, perché sono proprio dei capolavori. Sì, le foto stesse sono state scattate da una fotografa molto importante, non chiedetemi i nomi che io per i nomi sono un disastro, che ha instaurato un rapporto d'amicizia con queste coppie e solo dopo che queste coppie si sono sentite tranquille e libere si sono lasciate fotografare. Sono tutte coppie che si sono proposte per portare avanti questo progetto perché lo ritenevano importante, per far capire che la pornografia è una cosa e la sessualità è un'altra e soprattutto per trasmettere educazione all'affettività più che alla sessualità, perché l'affettività è parte integrante della sessualità di ognuno. E non ha età, giusto? Si parte... E non ha età. Esatto, Questa è un'altra immagine che volevo farvi vedere per farvi capire un po' su cosa è puntato. Non so se si vede. Dovrebbero essere delle posizioni? Esatto. Ok. Nella prima immagine... Kamasutra, dice Stefano. No, nella prima immagine ti fa vedere, praticamente dice pornografia e realtà. Nella realtà da 1 a 3 posizioni, nei film porno da 5 a 8 posizioni. Quindi vi rendete conto della differenza che c'è nelle prestazioni e anche nel menage. Questo è bello veicolarlo come tipo di messaggio in modo esatto, come dicevamo all'inizio del discorso, da non illudere i ragazzi con cose che non sono. Senti, sì, poi è tutto puntato sulla conoscenza di se stessi soprattutto, perché quando si è a proprio agio con se stessi e si ha una certa conoscenza del proprio corpo e dei propri gusti, si vive tutto quanto con una certa serenità. Se la cosa è forzata invece diventa difficile. Laura, io mi sono tenuto un piccolo contributo, è un video che trovo divertentissimo e si sposava molto con ciò che abbiamo sempre detto, giocato e scherzato insieme a voi di Rosso Limone. L'hanno creato i nostri amici di Vieni, Ridi, Condividi, lo voglio mostrare e dopodiché voglio vedere la tua faccia. Vai. Vi prego, non lasciate mai che la vostra ragazza o vostra moglie scoprano vibrando.it. Questo negozio di vibratori online mi ha rovinato la vita! Vibratori, di tutte le marche, senza alcun rischio, perché spedizione e batterie sono sempre gratuite! Vibrando, cazzi e mazzi online, batterie e spedizione sempre gratuite.
ti tromba più. Insomma, visto l'orario, stavo tenendo d'occhio, dovremmo essere quindi sul tardino adesso come replica televisiva e quindi dai, ci stava, lasciateci passare questo video un po' più osé rispetto al solito. Beh, ragazzi di Rosso Limone. Mi scusa, ma non avevi, pensavo avessi preso facce da sesso. Che forse anche quello si poteva vedere. No, ho preferito questo, l'ho trovato divertentissimo e poi ho detto insieme a Laura voglio vedere la faccia per una volta se imbarazziamo lei, insomma, con questo spot. Proprio è il zero. stereotipo dell'uomo che ha paura del toys, quando in realtà è un alleato fantastico dell'uomo. L'uomo non può essere, non si può sostituire con un elettrodomestico. L'uomo è fatto ha un corpo, cos'è sta roba che mi sta... Adesso non esagerate perché Vertigo, insomma, non vorrei che me lo chiudessero così sto programma. Stiamo partendo, quindi è un termometro, forse perché voleva far capire il nostro Matteo che è un momento bollente. Hai trovato benissimo una frase che io non avrei mai pensato. Bene, questa è la mia professione. Ragazzi, siamo quasi in chiusura. Laura, a te quindi la battuta finale e dopodiché i nostri ragazzi. Che il toys in sé è assolutamente un alleato dell'uomo, se impara a giocarci, perché diventa un gioco bellissimo all'interno della coppia, rompe la routine, diventa una cosa divertente e assolutamente non può sostituire un uomo, un toys, assolutamente. Manca tutto il corpo, manca il calore, manca una persona che ti fa sentire la donna più bella del mondo. La complicità, soprattutto, la complicità. Bene, sì. Laura, io ti saluto e ti ringrazio. Voglio salutare anche Matteo e Stefano. Ricordo a tutti voi quindi il canale imperdibile Vieni, Ridi, Condividi. E quindi i saluti finali. Ciao ragazzi, grazie di cuore. Grazie per aver accettato la nostra intervista. Ciao Laura, mi raccomando guardate anche il sito, andate a sfrugugliare come dico io in Rosso Limone, li trovate in internet. Ciao a tutti!